Sono arrivate a decine ai centralini della polizia stradale le chiamate di automobilisti spaventati. Nessuno si spiegava perché quella Panda rossa stesse procedendo in autostrada contromano. Erano da poco passate le 15. Una follia che è costata la vita all'occupante del mezzo, una 37enne di Comacchio, Arianna Menegatti. La donna, che pare abbia imboccato l'autostrada all'altezza del nuovo casello di Meolo, ha percorso oltre 10 km nel senso di marcia sbagliato dopo aver effettuato un'inversione ad U. Non è ancora chiaro il perché di un gesto così pericoloso, forse solo la vittima lo sapeva. La sua corsa è però terminata in maniera drammatica. In località Campocroce, lungo la prima corsia, l'impatto frontale con una Passat condotta da un 63enne di Mansuè. Per la 37enne emiliana non c'è stato nulla da fare. Distrutta la parte anteriore del suo mezzo. Gravissime le ferite riportate e inutili i soccorsi del 118. Il 63enne è stato portato in ospedale a Milano, è ferito, ma sebbene abbia visto la morte in faccia, non rischia la vita. Inevitabili le ripercussioni lungo la rete autostradale. Lungo il passante è rimasta percorribile per ore solo la corsia di sorpasso, intasata alla tangenziale di Mestre. Al lavoro sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della Polstrada di Mestre, che tenteranno di capire perché la donna abbia percorso così tanta strada contromano.